Era fuggito dopo aver investito ed ucciso nel tardo pomeriggio di domenica a Vittorio Veneto l'imprenditore romeno di 44 anni Constantin Milosteanu. Dopo 3 giorni di indagini ininterrotte, il pirata della strada è stato scoperto e denunciato dai carabinieri di Vittorio Veneto. Si tratta di un ex agricoltore 72enne di San Giacomo di Veglia. Fondamentali al fine delle indagini sono stati i pezzi di plastica rinvenuti sul luogo dell'incidente mortale. Abbiamo comparato tutti i pezzi di carrozzeria e del fanale che sono stati trovati sul luogo dell'incidente con il veicolo e corrispondono perfettamente al mezzo. Il fanale, il paraurti, tutto combacia alla perfezione. I carabinieri hanno notato la Fiat Grande Punto in uso al pensionato parcheggiata nel giardino di casa con il muso nascosto. L'autovettura era stata lavata di fresco probabilmente per eliminare le tracce biologiche della vittima rimaste dopo l'incidente. All'interno un'altra scoperta. Aveva nascosto l'autovettura dentro casa, si muoveva con un altro mezzo e già aveva ordinato agli pezzi di ricambio, tant'è che dentro l'auto abbiamo trovato i pezzi originali acquistati per sostituirli. Il 72enne incensurato, ma con diversi incidenti stradali alle spalle, è stato portato in caserma dove ha negato in presenza del suo avvocato ogni responsabilità. Ha provato a motivare i danneggiamenti, ma la sua versione non ha convinto gli investigatori. Lui ha fornito una sua versione di comodo dicendo di aver fatto un incidente qualche ora prima da un'altra parte. L'arresto non è scattato in quanto a distanza di 3 giorni non sussistevano le condizioni di flagranza di reato. L'uomo è stato denunciato a piede libero per omicidio colposo, omissione di soccorso e fuga in seguito ad incidente stradale. In aggiunta gli è stata ritirata la patente.